canzone dei Good Charlotte, si intitola I Just Wanna Lay. Sono bravo, sembra che faccio questo di mestiere da diverso tempo. Oggi giorno dell'Immacolata, grande presenza, grande pubblico, grande simpatia. C'è anche Tony Etna e c'è anche qualcuno che vuole entrare in diretto contatto con noi. Pronto? Chi abbiamo in linea? Abbiamo qualche problema sulla nostra linea telefonica perché si intasa anche quella. Mi sembra anche abbastanza normale perché in un giorno di festa siete tanti quelli che volete partecipare alla nostra trasmissione e di presenza ma anche al telefono. Pronto? Chi vuole partecipare alla nostra trasmissione? Buongiorno! Fabio, Jonathan, guarda, oggi non sei da solo, non sei da solo. In che senso? Grazie per il messaggio, per la ricezione del segnale nella zona che ci hai segnalato. Ci stiamo attrezzando. Ci stiamo attrezzando. No, sono io. Beh, oggi effettivamente, sai, c'ho un po' di atmosfera. Oggi abbiamo approfittato male da festa d'Immacolata per fare una campagnata male. Ci stiamo a divertendo male tra le erbe. Scusa, ma tra le erbe ma cosa? La festa dell'Immacolata si fa il presepe, ma dico. Tu a sapere in mare che noi ogni anno, ogni volta andiamo a fare la mangiata, ma accattare la salsiccia carne in mare. L'anno scorso abbiamo deciso, accattavamo un poco l'anno scorso in mare e l'abbiamo arrivato a Vinanno cucinarlo oggi in mare per fare la pocchetta affumicata. Ma dai, ma poverino, a Vinanno che ci eravamo a mangiare i panini di Paola Bizzocca. Mamma mia, sai quando ti vindavo un poco un anno? Adesso con tutto il rispetto per la signora Bizzocca, però insomma non credo che sia è mascolo, Paola. Sì, vabbè, l'ho capito, però dico così c'ho poverso, male. Paola Bizzocca è mascolo, male. L'ho capito. Allora, con tutto il rispetto per il signor Bizzocca, però cioè non credo che sia il cibo idoneo per il maiale. Come non vale? Ci hanno fatto calare, vuol dire qualche 40 kg di wurstel. Ma no, ma non va bene. Praticamente ti ha mangiato i suoi parenti, va, appunto, non è giusto. Però Mario, sai che successi? Come arriviamo in campagna, mare, a domini una, domini naucia, mare. Ma cosa? Ci fu un momento che tu quando ti senti c'ho perso. Mare, ritrovi mare i contatti con te stesso, capisci? Ma non le capisco queste cose perché io insomma. Io all'Icca Magic, Rullo Magic, mare, Luca Andrea Gemelli Teppino, Pippo Trichita, ma tutti i nostri amici, diciamo, del gruppo, c'è magari lì. Conosci lì, non me lo ricordo. Ali, fammi capire. Su chi tu di colore, mare. Ormai fa di moda venire il nemico di colore da comitiva, mare. Perché? Io si chiamava il nome troppo szirubuso, mare, però lo chiamiamo lì per abbreviare. Ho capito. Mare, molte situazioni numero uno, ma non mi interessava. Ma non mi interessava saperlo, guardi. Basta, mare, a un certo punto eravamo troppo persi. Un momento, mare, che in italiano non da facci. Italiamo poco, non da l'occhio e diciamo, mare. Non potremmo mangiare, ma ormai è uno di noi. Ma che cosa? Ci facciamo fare due tiri magari poco al porco. Invece da pocchetta affumicata facciamo un poco fumato. Senti Jonathan, ma la vuoi smettere? Oggi è un giorno particolare. La gente lo dedica per poter addobbare l'albero e per poter fare il mai mare, la gente lo dedica per addobbare e basta. E per spaccare sul cirivetto. Assolutamente. Oh Carusi, accucciavi il cirivetto, non vuoi spaccare il passai, va bene? Assolutamente no. Si addobba l'albero, si mettono le lucine, si fa il presepe, sai, con tutte le casette, con il prato. Magari noi ci diciamo presepe, ecco, bello. Con una parrocchia, per tuo parino mi mandava a chiamare, invece di fare i pezzi in una piazzetta. Esatto. Perché chiacchierati in minuto con la parrocchia e facciamo bello presepe. Bella cosa, bravi. Quale bella cosa, mare, alle cavassi si fumava tutto lippo, mare. E c'ho più bestia. Alle cavassi c'è, se sei all'ascolto, mare, un lippo ti fa male fumato, mare. Ma non si fuma. Da lippo non ci rivedo, mare. Perché si chiama lippo? Perché se tu fumi dal lippo non ci rivedo, ma dai, non ti scorda più, è troppo perso. Ma no, ma non si fa, cioè non si fa a prescindere. Però sai che scoprì, cosa è successo? Mentre che facevamo per esempio, siccome provavamo che ci misimo i luci in mare che di panotte e poi no? Allora sudami i luci per venire la notte. Oh, mare. All'Icca Mastice c'ha la lingua e i pollici in mare fluorescenti. Non ci credo. Di quando fumano toccato mare. E di quando mastice è leccato. Ma la lingua la viola, i Davidi, mare e ti spiego, non è fluorescente. Ma non c'entra, è una sorta di muffa che si è formata. Ma quale muffa? Pare ci disse all'Icca Mastice, mi fa sucare stuito. Ma che schifo. Oh, pare per 4 ore non capivi niente, mirava sui mosci. Pare tagliamo bue l'asinello, pare marineo non da fare.
facci. Ma roba da matti, ma roba da matti. Dico, ma è possibile che non riuscite a passare una giornata tranquilla? Oggi tra l'altro non c'era neanche scuola, potevate per esempio approfittarne per fare un po' di ripasso. Ma due bestie ti tiro un bruciatura. Che erano sempre insieme a voi, no? Ci dici Parrino, ci dici padre parroco. Padre parroco. Se li porto io i 3 maggio di occasione, che là è un amico mio che ci sta finendo, ma ci buttavo 3 maggio. Solo che invece di oro, incesso e birra, mare. Portano bagattini e birra, mare. Ma che bagattini e birra? In un bruciatura, sì, c'è un blasfemo, mare. Ma anche al padre parroco, ma non si fa questa cosa. No, ma si chiama Padre Pino, mare. Io sto consumato. Padre Pino. Un parroco nostro si chiama Padre Pino, mare. Ma tu ci pensi, Padre Pino Prestipino, mare. Pino Prestipino fa un Parrino, mare. Secondo me Pino Prestipino che fa un Parrino. È quello che ha organizzato il presepe, no? Mare, organizzavo io, ho capito. Senti, ci ho perso. Comunque, mare, ti voglio salutare, ti voglio augurare buona festa dell'Immacolata. Grazie Jonathan, mare, saluti. Te, famiglia, grazie anche a te. Tutti gli ascoltatori della Catalla. Bene, sono contento, ogni tanto fai una cosa anche nobile. Anche da parte dell'Icamastice, ve li faccio io perché in questo momento ci ho pure non avevo dubbi. Senti, allora io ne approfitto anche per fare gli auguri a te, dall'Icamastice, ai gemelli del Pino, e per farle anche a Rullo Magic, Tino Prosatura, Pippo Cighita e soprattutto a Lì, che si sta cominciando a integrare bene dalle nostre parti, perché insomma sento che con voi va abbastanza d'accordo. Integrare bene, mare, ormai è troppo conosciuto, mare. Ali di qua, ali di là, mare. È allucinante, mare. Non è questo che non intendevo. Non è più Ali, a qui, a là, mare, qui, a là. Certo. Oh, ti stai salutando, mare, buona giornata, auguri, ciao mare. Jonathan, grazie, ciao. Jet setter, go getter.